Rock and roll. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo su The Hunter, siamo in una nuova mappa raga, una mappa nuovissima, dove ci sono addirittura i canguri raga, ci sono i canguri e vabbè i maiali selvatici, quelli ci sono stati, c'erano anche prima insomma quando facevo i video una volta, ma ci sono tante mappe nuove, tanti animali nuovi, il coniglio europeo, qualsiasi cosa c'è. Qua cosa abbiamo? Un attimo, ok, subito, aspetta che non mi ricordo più un cazzo. Ok, richiamo per il maiale perché non c'è chiaramente per il canguro, quindi dobbiamo trovare tipo il coyote, cioè veramente impossibile. Ecco, eliminiamo. Attenzione, mi hanno subito risposto. Mi ha risposto Paolotto. Vagando, maiale, selvatico, woman. Oh, ce l'abbiamo vicino. Forse cominciamo subito alla grande. Vediamo un po'. Questo gioco lo sapete è ultra competitivo, ho visto su Steam che gente ha messo non mi piace a sto gioco, nel senso che non è bello perché si deve pagare, ma ragazzi 9 euro 3 mesi hai tutto, sinceramente io non capisco come può non piacere questo gioco che è il vero simulatore di caccia, uno dei simulatori più belli in circolazione, solo che è un gioco veramente difficile, certo che è una grafica, non me lo ricordavo così bello. Ha ragione, è una femmina e quindi niente di strepitoso, nel senso sapete che qua si va a caccia dei big one, cioè dei maci. Vediamo se mi risponde. Dai, che paparino è goloso. Dai. Chiaramente questo gioco è difficile da commentare perché dovrei sentire tutti i rumorini. E qua scappano subito, eh. Qua questo è veramente un simulatore a 360 gradi, ragazzi. Qua non puoi permetterti di sbagliare. Relax, come relax. Tanto bisogna guardare anche i distanti se vediamo canguri. Anche se insomma non capisco, cioè, sinceramente ammazzare un canguro non è proprio una cosa che. Cioè, già, vabbè, insomma, ammazzare gli animali così è una cosa molto brutta. Però è un gioco, insomma, nemmeno nei giochi, dai, insomma, non fatelo a casa, però insomma nei giochi si può anche fare, dai. Attenzione. È là ragazzi, è qua vicino. Rock and roll. Bisogna capire dov'è, prima che lui veda noi, se no è finita. Piano. Siamo che fortunati avere subito una bestiolina vicino. Per adesso io non vedo niente. Devo andare qua perché purtroppo c'è sta gobbetta maledetta. Là c'è uno scorpione, bello. Dove cazzo sei? Non lo vedo, forse è già scappato. Ragazzi, abbiamo sentito il rumore di una volpe rossa. È qua vicino, sarebbe un'impresa, ragazzi. Sarebbe bello portare a casa una volpe rossa. Ma è dura, Fioi. È molto dura. Le volpi sono astute. Qua davanti c'è secondo Lanternmate. No, ho sbagliato, sono una pippa. Sono una pippa. Perché da quello che ho capito con la volpe non posso andare con questo perché sapete che a seconda dell'animale.
a seconda dell'animale di avere un'arma diversa. Relax, come relax. Sarà già scappata. È un animale nuovo, la volpe. So che c'ho veramente la cosa difficile è proprio vedere gli animali perché come la realtà, cioè non è facile cacciare, ragazzi. Non è proprio una cosa semplice. Per fortuna per gli animali. Dai, fai un altro versetto. Ecco, è qua, è qua. Qua è. Relax, come relax. È qua davanti comunque. Non la vedo, però Dio sente. Non la vedo la puttana. Però è qua. Silenzio per piacere. È qua da qualche parte. Dio Christiansen. Attenzione, è quella. Vediamo. Yes, 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 yes. Mamma mia, che bella. Sì, ma come faccio? Cioè... Guarda, io provo con questa, perché non ce la posso fare con quello là. Secondo me ci vuole un'altra arma ancora. Caso la prenderò. Piano, come la sto un po' perdendo di vista. No, come non perderla. Dove sei? Minchia, l'ho persa, no. Eccola qua. Cazzo. Devo correre leggermente più veloce, se no la perdo. Una grande chance, però non so se ho l'arma giusta. Non so se ho l'armetta giusta. E da qua è troppo un bersaglio piccolo per... Vediamo. Ecco, l'ho ripersa. Dio Cristo. E là è. Là. Là è. Devo provare da qua. Niente da fare. Niente da fare, ci ho provato, raga, ci ho provato, ma era francamente impossibile. Non penso proprio di averla presa. Ah. Ciccata come indiana. Ciccata pura. D'altronde era troppo distante. Prendiamo le cose. Chiaramente non l'ho colpita perché sennò sarebbe il segno del sangue che purtroppo non c'è. Infatti sono in fuga. Raga. Ci ho provato, ma era veramente difficile non avvicinarmi troppo. Sì, potevo avvicinarmi forse, ma non mi sono fidato. Ma buono, dai, chiudiamo qua la nostra prima sessione. La sessione di caccia si è riaperta con un cinghiale con una volpe mancata. Raga, un saluto dal commendatore veneziano. Nella prossima battuta di caccia si va in montagna a tentare di portare a casa cervi, alci, renne e quant'altro. Ciao!